Presidente, siamo qui nella casa dei Marcegaglia, Casa Marcegaglia, una sede prestigiosa, importante, che dà un risalto ancora maggiore a questa mostra che alla seconda data già fa vedere un upgrade rispetto a quella del 25 di novembre. Assolutamente sì, il merito al CONI e al Comune di Mantova che hanno voluto per primi investire in questa meravigliosa iniziativa che è la cultura dello sport, l'esaltazione dello sport di tante atlete, 80 atlete mantovane che ci hanno riempito d'orgoglio e soprattutto in una logica, in una location meravigliosa che è Casa Marcegaglia. Invito tutti a venire a visitare questo museo che non solo è un pezzo di storia della mantovanità, ma anche un esempio vero che si tocca con mano di passione e di grande visione imprenditoriale. Quindi è veramente un luogo adatto e questa mostra merita di essere non solo vista ma anche divulgata anche in altri luoghi della nostra provincia. Allora, le istituzioni, l'abbiamo detto, importantissimo il supporto delle istituzioni, ma anche il supporto di realtà come queste possono dare quel qualcosa in più per, in questo caso, dare un'uguaglianza per quanto riguarda lo sport femminile, che tanto si parla ma poi alla fine c'è sempre questo divario con quello maschile. Assolutamente sì, le donne, lo sport e la cura dei particolari e la passione che le donne mettono nella vita, nello sport come nel mondo del lavoro, lo dico sempre, sono come 2 o 3 marce in più rispetto agli uomini e questa certezza la si manifesta anche con i risultati in azienda, nella vita, in famiglia, così come nello sport. Quindi assolutamente occorre porre l'attenzione, il binomio impresa-sport, abbiamo assolutamente bisogno degli imprenditori, noi le istituzioni devono facilitare l'impresa e creare ricchezza per poi ridistribuirla sul territorio, sulle associazioni sportive e in modo particolare quelle femminili.